Buonasera a tutti e benvenuti in Casa Piretti. Stasera insieme a me la voce di Valentina Branca. Ciao, ciao Enrico, ciao amici. Siete pronti? Con me. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità non vuol trovare, glielo troveremo noi. Chi vuole coltivare la sua rosa. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità si sente sola, l'accompagneremo noi ragazzi a cercare funghi e viole. E i ragazzi tutti qui, vediamo chi la sposa. Scommettiamo che lo so a chi darà la rosa. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità non trova viole, gliele porteremo noi nei cesti, nei capelli e nelle mani. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità non può soffrire, la divertiremo noi col gioco delle noci intorno al fuoco. Qui ragazzi tutti qui, vediamo chi la sposa. Scommettiamo che lo so a chi darà la rosa. Insieme a noi. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità non può soffrire, la divertiremo noi col gioco delle noci intorno al fuoco. 348 8040 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti a me e a Valentina PR7 Branca. Come faceva? Ciao Branca! Ciao Enrico, ciao a tutti. Buonasera e benvenuta nel mio posto felice. Grazie, a casa grazie mia, mille. in questa stanza di Luserna San Giovanni siamo pronti per dare un po' di noi, come ormai da più di 5 anni a questa parte, già. regalare un po' di musica, regalare un po' di canzoni e di emozioni. Però Branca, Dimmi. devo chiederti un po' scusa stasera. Cos'è Devo chiederti successo? un po' scusa perché a pranzo mi sono lasciato tirare Sì. da 2 flan buonissimi, ma con una quantità industriale di bagna cauda sopra. Che sono stati buonissimi sicuramente. E quindi è una puntata un po' pesantuccia per me. Se Perché vedete non che riesco. svengo a un certo punto è perché Io mi provo avete- anche a saltare un po', magari digerisco. Oh raga, ho un debole nella vita, anzi 2. Uno non lo posso dire in televisione e l'altro è la bagna cauda. Però ho guardato questi due flan, no? Sì. Ne ho guardato uno dei 2 e ho detto ma cosa sei? Ma cosa sei? Un pirla. A volte sai, non so perché, mi trovo a chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti. Che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te. Mi piaci sempre, passo i giorni stuzzicandoti, con frasi come sto invecchiando sopportandoti. E forse proprio il tuo carattere impossibile che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. Mi piace quando sei indeciso tra 2 abiti. Mi chiedi quale, ma sai già che cosa metterti. E questo modo un po' infantile di non crescere che mi
istante anche adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. Cosa sei? Se tu sapessi come sei quando sbagli e mi ricordi cosa perderei nel perderti. E poi ti sciogli all'improvviso con due coccole E mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. No, io lo so cosa sono un pirla. Amici a casa, qui lo dico e qui lo ammetto, sono un pirla, quindi quando sbagliamo, da adesso in poi, 3 flessioni, scusami. No, vabbè, no, aspetta, no, oddio. Allora, ragazzi, sono solo 5 anni che cantiamo questa canzone. Questa è una delle prime che abbiamo imparato in duetto, credo. Sono solo 5 anni che sbagliamo le parti. Non che sbagliamo, che il Peiretti sbaglia. Nelle prove è venuta per 2 volte perfetta. Ha detto, mi raccomando, prima parte tu, ritornello. Sì, mi ha fatto tutto lo schema, sembrava Lino Banfi. Seconda, nell'allenatore del pallone. Esatto. Lo schema a farfalla. 3-2-2, 4-4, sì, va bene. Ragazzi, siamo dal vivo. Vabbè, comunque sei stata molto brava a capire che io non ero proprio in questa stanza e a cantare tu per me la mia parte. Grazie VR, Prego, grazie. figurati. Questo non succede quando canto da solo, perché almeno c'è qualcuno a fianco che mi aiuta. Da solo avrei comunque fatta, perché ero da solo, tiravo dritto. Sì, certo. Ragazzi, a proposito di questo numero che vedete qui, il 348 80 40 254, ma quanto è importante per noi, perché ogni messaggio che arriva è un affetto, è una carezza. E vediamo un po' qualche vostra idea arrivata in settimana. Buonasera a Casa Peiretti ed Enrico, bentornati anche a questa settimana a tenerci compagnia. Intanto che aspetto che impari la canzone lentamente di Rama, quindi la sto imparando molto lentamente. Vorrei ascoltare la canzone di Albano e Romina, Felicità, tutta per te. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità è lasciarti un biglietto dentro il cassetto, la felicità e cantare 2 voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità. Vai tu. felicità è una sera sorpresa, la luce accesa e la radio che va, è un biglietto di auguri pieno di cuori, la felicità è una telefonata non aspettata, la felicità, felicità, Felicità è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità è una mano sul cuore piena d'amore, la felicità e aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già
questa non l'ho sbagliata, questa non l'ho sbagliata, amici a casa. Sono le 20:16. Ricordo il 348 80 40 254. Sarà una puntata ricca di tanta musica e nel terzo tempo andremo anche a vedere ciò che è successo sabato e domenica a Lusernetta, quindi tante cose belle in questa puntata. Adesso abbiamo fatto brani allegri, Sì. Invece il prossimo è un brano impegnato, un brano con già dal titolo si capisce l'indirizzo del testo, l'indirizzo della canzone. Il titolo è Uomo Bastardo e lei è Marcella Bella, canta Valentina Branca. Quello che adesso chiami amore sarà un'amara verità. Lei ti fa sentire uomo, non sei neanche la metà. Accettarlo adesso è dura, con un'altra donna no. Io dividerti non posso, perderei la stima in me. Tu vincevi sempre, ma non valevi niente, e adesso guarda quel che sei. Abbracci solo l'aria, stringerai nessuno, ogni gesto mio rimpiangerai, vedrai. Lei una bugia che con un soffio va via. Sarai l'uomo più bastardo che amerò. Io me la immagino più bella e un po' più giovane di me. Volare sopra una farfalla è impossibile, lo so. Tu vincevi sempre, ma non valevi niente, e adesso guarda quel che sei. Abbracci solo l'aria, stringerai nessuno, ogni gesto mio rimpiangerai, vedrai. È un lago ormai questo silenzio tra noi, dove c'era amore un tempo c'eri tu. Sarai l'uomo più bastardo che amerò. Oh no 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 no. Venderà il mio cielo a pochi soldi ormai, ma un abbraccio vero d'amore non avrai. Scoprire in fondo al mio pensiero chi veramente tu sei. Tu sei l'uomo più bastardo che amerò. Tu sei l'uomo più bastardo che vorrei. Tu sei l'uomo più bastardo che vorrei. Per sempre, per sempre. Che momento, che grinta, che tonalità. Guarda che mi ha pure scritto il mio manager. Tutto bene? Pure educazione fisica. Sì, Giulia, adesso se io sbaglio le flessioni dopo 5 anni non devo già. più sbagliare questi brani. Vabbè, ma ci sta. Oh raga, è bello così, bello così. È il dal bello della vivo, diretta, dal quello. vivo. A proposito di diretta, a proposito dimmi. di messaggi, Sì. trova un'altra trasmissione che tu mandi un messaggio e ti canta la canzone. Ucce Non c'è. e poi non lo so se c'è, non è che sto tutto il giorno a cercare la concorrenza. Diciamo così non c'è. Così non c'è, come Casaveretti non c'è. E quindi abbiamo un'altra richiesta
Data Monitor, vai Alberto in regia, al quale facciamo il nostro applauso. Grande Alberto, poi lui mischia i video dietro, mi fa impazzire, bravo Alberto. Andiamo a vedere la prossima richiesta. Ciao Enrico, sempre complimenti a Casa Piretti, un saluto alla stupenda Alessia, sperando che vieni in concerto all'Alpa di Varallo Sesia. Intanto ti chiedo se puoi farmi Socialdemocrazia, un saluto Fabrizio Quarona. Questo messaggio mi ha stupito perché è forse la prima volta che richiedono un mio brano, sì. Quindi un brano che è presente nel CD, un CD che è uscito venerdì. Questo sono io. Se volete acquistarlo avete tanti modi, quindi potete mandare un messaggio al 34880 40 254 oppure contattarmi sui social, e tra un mesetto ci sarà anche su Spotify, Amazon Music, YouTube, esatto. Quelle cose gratis che a me non è gratis, cioè, mi sono fatto gratis, no, pagano. No, sì, non c'è il QR, poi lo mettiamo nel secondo tempo, ci siamo dimenticati. Ci stanno già sgridando dalla regia qua. Manager, non c'è il QR, lo mettiamo. Eccolo, vedi, basta chiedere. E quindi Socialdemocrazia, una canzone che ho scritto contro i social. Voi amici a casa, secondo me avete tutti un amico che commenta qualsiasi cosa e lo commenta in un modo ridicolo. Sì, l'abbiamo letta la richiesta, regia. Ok, vieni pure su di me perché stavo spiegando la canzone. In un modo ridicolo. Ormai siamo tutti allenatori di calcio quando gioca la nazionale, siamo tutti dei politici quando si tratta di elezioni, ma non è proprio così, perché i commenti restano, e a volte, come dico in questa canzone, sono schiaffi con il cellulare in mano. Quindi prima di commentare informatevi, e se non sapete non commentate. Ci sono le faccine, sono così belle da mettere. Metti una faccina. Ok. Socialdemocrazia. E commentiamo, dai che c'è un post nuovo. E commentiamo, quella foto non l'ho mai vista. E commentiamo, c'è un gatto alla finestra. E commentiamo, che cosa ho scritto, cosa hai scritto, commentiamo. Mi fa schifo la socialdemocrazia, siamo pro, con il culo sul divano, sono schiaffi con il cellulare in mano. E commentiamo, perché sono tutti lì così ormai, E commentiamo, anche se non capiamo un cazzo. E commentiamo, tanto a tutti è concesso. E commentiamo, liberi di offenderci. E commentiamo, anche se non sappiamo l'italiano, noi commentiamo. Mi fa schifo la socialdemocrazia, siamo pro, con il culo sul divano, sono schiaffi con il cellulare in mano. E commentiamo. E commentiamo, perché ci fa stare tanto bene. E commentiamo, ci sfoghiamo dalle frustrazioni. E commentiamo, riusciamo a farlo ad occhi chiusi. E commentiamo, mentre seduti lo fate anche voi, sul cesso ci sforziamo. Mi fa schifo la socialdemocrazia, siamo pro, con il culo sul divano, sono schiaffi con il cellulare in mano. E commentiamo. Sono schiaffi con il cellulare in mano. Sono schiaffi con il cellulare in mano.
E devo ringraziare perché sul CD troverete anche la splendida voce di Valentina, perché è venuta a trovarmi nella sala di incisione, mi ha detto senti questa mi piace e metto la voce anch'io, facciamo il coro insieme, e hai dato una nota femminile a questo brano. Abbiamo messo la parte femminile e abbiamo dato un po' di grinta a queste parole, perché adesso sì, è vero, si commenta per delle cose come il calcio, la politica eccetera, ma spesso si fanno dei commenti anche cattivi sulle persone, soprattutto, e sono già successi dei suicidi, delle cose brutte, quindi ragazzi azioniamo il cervello e pensiamo prima di agire. E dopo questo pubblicità. Faccio il diavolo per te, vado al massimo per te, io mi illumino per te, anche quando non mi baci, per orgoglio posso farlo io per te, vado in terapia per te, scaglio io la prima pietra, mi rovino la carriera, presa da una furia cieca, per calmarmi sto svuotando il portafoglio, io mi indebito per te, ma te lo giuro su Maria, l'amore c'è che è una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange, se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre, se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero mi venderei, per finta e davvero io mi venderei, solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Che succede la notte? Ma che succede la notte? L'orologio si mette a correre come me nella bufera, per seguire una chimera, invertire Adamo ed Eva, fare a botte anche se non ce n'è bisogno, spacco il tavolo per te, ma te lo giuro su Maria, l'amore c'è che è una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange, se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre, se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero mi venderei, per finta o davvero io mi venderei, solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Che succede la notte? Ma che succede la notte? Ma te lo giuro su Maria, l'amore c'è che è una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange, se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre, se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero io mi venderei, per finta e davvero io mi venderei, solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Come hai fatto? Cosa? Io voglio capire come hai fatto che questo brano... Aspetta che siamo spariti dal monitor. Dove siamo? Siamo riappariti così. Come hai fatto a imparare questa canzone che è uscita ieri? No, ma lo sai, per È uscita ieri! Per me le canzoni nuove sono come se fossero degli stupefacenti. Ma secondo me tu hai un contratto con la SIAE che loro depositano la canzone, la SIAE te la manda a te Prima? da imparare, e poi una volta che tu l'hai imparata la SIAE dice ok, la mandiamo fuori. Questa cosa è una cosa che mi è successa
appena avevo 2 o 3 anni. Ascoltavo le canzoni in TV e il giorno dopo le cantavo. Vabbè, puoi chiedere a mia mamma, te lo dice, te lo confermo. No, ma io ci credo perché ho avuto già tante testimonianze in casa Peiretti. Cioè, ragazzi, questa canzone è veramente uscita 2 giorni fa. Cioè, e come l'hai fatta? Io capisco che canti una canzone 2 giorni fa, magari ne sbagli un pezzettino, non ti ricordi come fai quel... Oh! Vabbè. Ma secondo me neanche Annalisa la sa ancora. Ma sì, perché poi vai in studio di Cisione, la fanno bella e pulita e poi vai con le radio e poi la impari. Invece... Tra l'altro lei fa anche un bellissimo balletto dal vivo. Sì? Molto allora bello, andiamo stasera vado a vedermi il balletto di Annalisa. Adesso andiamo a leggere i messaggi arrivati fin qui, una parte. Solo una parte, mio caro Alberto in regia. Vediamo un po' cosa mi scrivono e ci scrivono i nostri amici a casa. Ciao ragazzi, anche questa sera siamo con voi. Valentina, ci vediamo sabato sera a Taggia, Giusy e Claudio. Già, ciao ragazzi, sì, perché sabato sera sarò con l'orchestra ad Arma di Taggia. Andiamo in Liguria, quindi per gli amici della Liguria all'ascolto, se volete venirmi a conoscere, sono al Dancing 3G di Arma di Taggia. Mi raccomando, amici liguri e non solo liguri, quelli che magari sono un po' verso il confine, esatto. Passate un gran sabato sera insieme a Valentina, insieme all'orchestra Ibraida e poi magari vi fermate anche la domenica e vi mangiate un frittino. Esatto, un frittino misto così. Weekend completato. Bello. Uè, toglimi solo il codice regia perché non riesco. Aspetta, leva il codice perché c'è un bellissimo messaggio. Buonasera, io sono con Cinzia e vi amo. Siete fantastici, mi tenete tanta compagnia. Mentre mangio da sola la sera, chiedo se è possibile fare la canzone 1 su 1000 di Gianni Morandi. Mio marito me la cantava sempre. Vi mando l'ultima rosa che mi ha regalato mio marito. Ecco. Un bacio da nonna Cinzia. Ciao nonna Cinzia. Allora facciamo così, domani sera inizio la puntata con il tuo messaggio, con il tuo ricordo a tuo marito e la canzone che hai richiesto. Domani sera 1 su 1000 con tanto di dedica. Ciao nonna Cinzia. Ciao Cinzia, grazie. Ciao ragazzi, mentre il lavoro giunge quasi al termine, vi mando un forte abbraccio, Milena. Ciao Milena, grazie, buon fine lavoro e buon rientro a casa. Buonasera a tutta casa Peiretti ed Enrico e Valentina, siete grandi, da Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea, viva Borgomanero, grazie. Ciao Enrico, ciao Valentina, sempre più belle le canzoni, un abbraccio. Massimo da Venaria, è arrivata la chiavetta Massimo e allora goditi il mio album, stasera non ci sei per nessuno, musica palla e chiavetta inserita, di questo sono io. E poi fammi sapere il brano che ti è piaciuto di più e quello che ti è piaciuto ancora di più. E come sempre bellissime canzoni portate allegria. Un abbraccio Silvia Mottalciata. Ciao Silvia. Bianchini sta imparando il brano, la tua richiesta di Vasco. Venerdì forse è già pronta. Questi 2 bei gattoni. Che belli, guarda. Bellissimi, particolare il primo in alto, sembra che abbia i baffetti. Sto cantando con voi, grazie. No, sto cantando con voi e un saluto a Valentina ed Enrico. Grazie da Elena. Grazie per la compagnia Elena. Forza Elena, che bello che sei all'ascolto. Un saluto a Enrico e Valentina, brava come sempre. Posto scritto, io sto studiando, Roby. Bravo Roby. Mentre ascolti Casa Peretti ti aiuta a studiare. Sì, perché la abbiamo chitarra. messo dei pezzi nuovi. Il chitarrista, il chitarrista qui dell'orchestra, salutiamo Roby, chitarrista. Abbiamo messo su dei pezzi nuovi e c'è un bel pezzo di Santana che merita sentire. Proprio roba da, cioè, semplice. Hai dato i compiti così, Santana, cioè il primo che ti è venuto in mente è Santana. Ciao Enrico, ciao Valentina, complimenti per la trasmissione da Massimo Cavagnero di Villafranca. Mi potresti dedicare Uomini Solidi di Pooh? Certo, arriva domani, è già in scaletta per domani sera. Ricordo che domani sera sarò solo insieme a voi e quindi darò spazio a molte vostre richieste, quindi non cambiate canale, cioè poi se volete cambiarlo più tardi verso le 3 poi tornate dopo però. Ciao Enrico e Valentina, e la musica vola alla grande. Alfonsino e Germano sempre con voi, grazie ragazzi, dalla sempre prima presenti. puntata. Grazie. Alfonsino e Germano, stupendi come molti all'ascolto. Oggi il mio caro testimone di nozze Fabio da Frossasco arriva ai 50. Tanti auguri Mister Banana da Germano e Alfonsina. Auguri Mister Banana. Io vorrei capire perché Mister Banana. Perché fai queste domande? Ma siamo alle 20:37, siamo ancora in fascia protetta, non vorrei mai. Quindi lasciamo ai nostri amici a casa il beneficio del dubbio su perché si chiama Mister Banana. Ok? Va bene? Va bene? No. Ok. Perché mi guardi no, così? No, così perché mi è venuta in mente un'altra cosa. Lasciamo il
beneficio del dubbio. Ciao Enrico, ciao Valentina, mi piacerebbe ascoltare Angelo Azzurro di Umberto Balsamo. Grazie Anna. Che sì, bella. perché no? La mettiamo in programma. Devo È un'ottima capire. richiesta. Amedeino la sa, quindi Sicuro? prossima settimana Sicuro. Amedeino magari o Bianchini venerdì. Amore di nonna Gisella. Questo è questa bella bimba E il che cavallo. abbraccia questo bel cavallo. Che belle queste foto. Eh no? sì. L'amore per gli animali è infinito. Che bello, è tornata Valentina con la sua meravigliosa voce, grazie per il dono che ci fai, grazie anche a Enrico e a tutti voi di Casa Peretti. Linda da Crema, ciao Linda! Grazie Linda, grazie mille. Buon appetito a noi, Ecco. un bacione da Daniele e Luca da Ceva, ciao Daniela, ciao Luca! Daniele e Luca, questa cosa non va proprio bene, non è che ci fate la foto degli spaghetti aglio e olio, no, quella carbonara. Quelle- e non ce ne portate neanche un po'. Anche perché domani vedo Luca. Quindi Luca, abbiamo insomma. organizzato, forse riusciamo noi, sì, però un pezzettino di carbonara. Una teglia di carbonara per noi. La teglia. Anche stasera in vostra compagnia, un saluto a te Enrico e Valentina. Fabio da Bricheras, ciao Fabio! Grazie Fabio. Fabio, se vedi la mia amica cinese Catta il CD, salutamela, mi raccomando, Ma è quella che ti dice troppo colto? No. Catta il CD, vabbè. Lo sapevo che me lo diceva, me l'hanno già detto nelle prove. Ciao Casa Peretti, Enrico Peretti, oggi ho fatto un bellissimo raccolto. Gelsi, ciao Valentina Branca, come al solito sei bellissima, bravissima, complimenti a tutte e due e anche a tutto lo staff. Buonasera ad Antonio Primiceri di Rivalta. Antonio, ma dove li hai presi questi gelsi che non si trovano qua da noi? Ma io non so cosa sono. Sono buoni. Ma cos'è? Peretti. Aiutami. È un frutto tipo lamponi, queste cose qui, Gelsi. ma hanno un gusto, sono meravigliosi. Un bacione ad Antonio. Non ho mai mangiato un gelso in vita mia, mai. Buonissimi. Un saluto e un abbraccio forte a voi due in Casa Peretti da Toto Flash e Nadia per la vostra serata di canzoni. Grazie Toto Flash, ciao Nadia. Grazie ragazzi. Vi voglio un bacione bene. grande. Tanto, Grazie mille. tanto. Che duetti, bravissimi. Viva Casa Peretti, lo dice Giovanni da Alessandria. Grazie Gio. Grazie. Ok regia, ultimo messaggio e poi ci fermiamo e torniamo tra 3 minuti. Ciao Enrico, ciao Vale, grazie per la compagnia in musica che ci fate. Viva Casa Peretti. Chi cambia canale Alembadola. Bravissimo sì. Roby 75. Perfetto, quindi chiudiamo questo secondo tempo con lo slogan del nostro amico a casa: chi cambia canale Alembadola. Quell'espressione malinconica e quel sorriso in più, cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parlo a qualcosa e non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di Milo nelle vetrine dietro i bistrò. Ogni carezza della notte è quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro il jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore. Tu sotto la giacca cosa avrai di più? Quando fa sera e il cuore si scatena, mi va e sulle scale poi te lo darò.
che sento, parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro il jukebox, ogni carezza della notte quasi amore. Ai maschi innamorati come me, ai maschi innamorati come te, quali emozioni, quante bugie, ma questa notte voglio farti le pazzie. Ai maschi innamorati come me, ai maschi allucinati più di me, non è mai ora di dire addio. Tutta la notte voglio farti ancora mia. Tutta la notte voglio farti ancora mia. Tutta la notte voglio farti ancora mia. Valentina Branca in diretta. Tutta abbiamo la notte detto voglio no. farti ancora mio. No, arriviamo solo fino alla musica, non facciamo no. il cambio di tonalità. L'hai fatto bene il cambio di tonalità, scherziamo. Messaggi, vai regia, vediamo un po' come chiudiamo questa puntata. Musica di sottofondo, ricordo la canzone Viva dei Pooh, per chi me l'ha scritto, che musica metti sotto i messaggi, si intitola Viva, un pezzo strumentale dei Pooh. Ciao Enrico, sei simpaticissimo, Valentina stupenda, anche la nuova pettinatura. Baci da Cecilia, Diana, Vanessa da Monte da Po. Grazie ragazze, grazie anche per aver notato questo mio cambio look. Io l'ho notato subito appena sei entrata a casa mia, perché di solito noi maschietti veniamo accusati di non notare determinate cose, invece gli ho detto: ehi, buonasera Cataperetti, un grosso saluto a Enrico e Valentina, sei fantastica, da Mario e Maria da Irasca. Ciao Mario, ciao Maria, ciao Irasca. Errare umanum est, questo succede solo dal vivo. Bravi ragazzi, un abbraccio a voi con tanta simpatia dai Peirettini. Bettetino, ciao Peirettini, grazie. Ciao ragazzi. Ciao Enrico, grazie per la socialdemocrazia, veramente molto bella. Un saluto alla bravissima, meravigliosa Valentina, un saluto da Fabrizio di Quarona. Ciao Fabrizio, viva Quarona! Ciao stupenda televisione, sono Francesca da Casal Borgone, siete sempre forti come mettere stupende canzoni. Ciao Casa Peretti, ciao Francesca, grazie! Ma che bel messaggio, grazie a te! Non riesci a trovare una canzone per il nonno alpino? Mi ricordo solo una strofa che dice: questo colore degli occhi che tu mi hai lasciato, potete aiutarmi a sapere il titolo? Giuliano Falco, il mio manager, sempre attento. Io non la so, però vediamo, magari c'è da qualche parte. La troveremo. Spotify, YouTube Music. Gli schiaffi col cellulare in mano adesso fanno male. Per fortuna i social non c'erano al tempo dei primi Motorola. Con uno schiaffo di quelli finivi al CTO. È vero, perché pesava 6 kg. Esatto. Però mi mancano, che lo aprivi. Grazie Livio. Siete bravi e simpaticissimi. Enrico, non ti preoccupare se hai sbagliato. Io ho visto un maestro di ballo cadere e la ballerina con un colpo di reni rimanere in piedi. Bisogna, lei è stata bravissima a prendere il mio posto, quindi... In questo caso sono la ballerina che cade in piedi, cioè col colpo di reni. Ho avuto un colpo di reni un colpo della branca. Complimenti ragazzi, ciao Vale, Enrico, sei stupenda Vale, grazie Vale. Complimenti li ha fatti a me. Ho visto. Complimenti ragazzi, ciao Vale ed Enrico. Grazie. Sei stupenda. I puntini che mi distraggono, i puntini. Anche questa sera in compagnia di Casa Peretti, grazie Enrico e Valentina da Silvia
Silvia e Roberto da Buttigliera Alta. Ciao Silvia, ciao Roberto, grazie. Ciao ancora. ragazzi. Grazie. Bella musica sempre, ti ricordi? Vorrei ascoltare Attimi di Tozzi. Grazie Dani da Alessandria. La stiamo preparando, ci va ancora un po'. Che Grazie bello, Dani, Tozzi. grazie. Ciao Enrico, ciao Vale, serata in compagnia del nipotino, quindi non è possibile ascoltare bene. Un saluto da Amedeo, saluti al nipotino. Ciao nipotino. Ciao Amedeo, vediamo, mi ha scritto almeno. Vediamo. Occhio. Allora. Che forse abbiamo trovato la canzone. Ciao ragazzi, sempre grandissimi, vi guardo sempre volentieri. Una buona serata da Marilena. Grazie Marilena, anche noi leggiamo volentieri i tuoi messaggi. Allora, la frase colore degli occhi che tu mi hai lasciato sembra richiamare il brano Dio dei Monti dell'orchestra italiana Bagutti. Sì. Nel testo della canzone si trova infatti il verso. Ok. Sì. Grazie, altro non esce nulla, quindi mando questo messaggio a Capano che lui il pomeriggio con Bagutti c'è bazzica, quindi bella musica sempre. Enrico, ti ricordi della canzone Attiva? Di nuovo, si vede che l'ho letto prima, mi ricordo, però la mettiamo su, mettiamo in programma. Vai regia, cambiamo messaggi. Devi fare Attimi di Tozzi. Devo farla. Ciao Enrico, gradirei che mi dedicasti il brano dei Via Verdi, You and Me. Indosserò la maglietta di Casa P. Bene, sono contento. You and Me cos'è? Mi piace, non c'entra niente. Vabbè. Non c'entra niente. Signori, ha cantato per voi Valentina Branca, è stata strepitosa, codesta sera come da 5 anni or sono. E adesso vi lasciamo a Lusernetta. Non cambiate canale perché ci sono 7 minuti dedicati alla festa di Lusernetta. Ne approfitto per salutare tutta la Proloco e il sindaco. Grazie Lusernetta, vai col video. Grazie Valentina. Grazie a voi, ciao Enrico, ciao a tutti. Ci vediamo domani dal vivo. Giuliana, siamo al termine di 2 giorni importanti per il tuo paese, importanti per Lusernetta. Come sono stati questi 2 giorni? Ma direi 2 giorni soddisfacenti per i volontari che si sono divertiti e che hanno visto passare tante persone, per le attività che abbiamo svolto che hanno avuto un bel successo e per tutte le partecipazioni extra, tra cui la tua, di cui ti ringraziamo. Sono io a ringraziare voi per l'ospitalità. E niente, per fortuna anche il tempo ci ha accompagnato, è stato un bel momento per Lusernetta, che è un paese piccolino, ma siamo sempre contenti di organizzare delle attività. Quanti abitanti fa Lusernetta? Il numero preciso adesso mi cogli impreparata, ma siamo sui 550. Cosa vogliamo dire a tutti i tuoi ragazzi? Voglio dire a tutti quelli che c'erano, grazie, e a quelli che potrebbero avere dello spazio per dare una mano di aggiungersi al gruppo. Bel gruppo, Così devo dire, bel gruppo. Possiamo fare delle attività ancora più importanti, ancora più corpose, quindi tutto questo aiuta. Mi parlavi di associazioni? Un'altra associazione a cui appartengo, associazione che si occupa di prevenzione cardiovascolare e di diffusione delle manovre salvavita, di massaggio cardiaco, eccetera. E vorrei farvi parlare con loro che, giusto perché almeno cambiamo anche volto, vi introducono un po' le nostre attività che facciamo, che sono appunto anche di informazione su questo argomento. Allora, la magia della televisione è questa, fai così insieme a me. 3, 2, 1. Domenico e Baldassarri. Avete un'associazione molto importante. Quando è nata questa idea? Allora, questa idea è nata nel 2018 e questa associazione, diciamo, ha come scopo la promozione della prevenzione delle malattie neurocardiovascolari attraverso delle attività che sono sanitarie informative, sono formative, e come ha detto prima la nostra collega dell'associazione, la dottoressa Bricco, facciamo i primi interventi in caso di arresto cardiaco e poi organizziamo anche delle attività sportive, in particolar modo ciclismo e camminate, tra le quali stamattina abbiamo fatto una camminata naturalistica. Quanto è importante sapere cosa fare per salvare una vita in determinati momenti? Tantissimo. Immaginate che vi dicano c'è un farmaco che non costa niente, vi salva la vita, non ha effetti collaterali, no? Vi guarisce, non vi fa ammalare. Tutti lo vorrebbero. Sì. Esiste la prevenzione. La prevenzione cardiovascolare, se uno attua un comportamento di stile sano e controlla la pressione, non diventa diabetico, non è obeso, non fuma, ha il colesterolo basso, molte malattie cardiovascolari che costituiscono il 43% della mortalità dei pazienti malati
possono non avvenire o ritardarsi negli anni. Le malattie cardiovascolari hanno un momento molto importante e grave, che è l'arresto cardiaco. E abbiamo imparato a conoscere in televisione dai vari giocatori di calcio che si sono arrestati. Ebbene, quando un cuore si ferma, se noi ritardiamo nelle manovre cardiovascolari, ogni minuto di ritardo determina il 10% di morte. Ogni minuto? Ogni minuto. Il 118 arriva dalla chiamata all'arrivo in media 10 minuti, da 8 a 12 minuti di intervento, salvo che siamo in montagna. Quindi in quei 10 minuti il 100% delle persone è morta. Se invece uno sa riconoscere l'arresto, pratica il massaggio cardiaco esterno, la ventilazione, cose che noi insegniamo ma certifichiamo anche, 10 minuti possono diventare un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. Se poi abbiamo un defibrillatore e lo usiamo, il defibrillatore riporta in vita immediatamente il paziente se interveniamo subito. Più tempo ci mettiamo in termine e peggio. Quindi noi cittadini che abbiamo imparato questa cosa qui, siamo fra l'arresto cardiaco e l'arrivo al 100%. La parte fondamentale. Fondamentale. Un'altra cosa, gli arresti cardiaci non avvengono né in televisione né quelli sono la minima parte. L'80% arriva a casa, quindi a parenti, a pazienti che non sanno di essere malati e che possono ammalarsi e sono già malati. Quindi imparare questa nuova è salvare soprattutto per sé e per i propri cari. Ciao Argo, ciao. Altra associazione importantissima con tante novità è presente in Lusernetta, ce ne parla il nostro amico Marco. Buongiorno a tutti, io sono Marco, sono il presidente nazionale, comandante nazionale del NOSE, Nucleo Operativo Soccorso Ecozoofilo, associazione di volontari che si occupa di zoofilia, quindi amore per tutti gli animali d'affezione e l'ambiente in generale, quindi ambiente, animali, fauna selvatica e tutto quello che riguarda la nostra terra. Ci occupiamo di controllare, preservare e in caso segnalare delle anomalie presenti sul territorio e oltre a questo stiamo cercando di costruire la scuola cinofila con i cani sia di ricerca sia di utilità difesa. Io stesso ho 2 cani che sono qua presenti. Prima ho parlato di novità. Che novità! Una bellissima novità. A breve, speriamo molto a breve, nascerà la nostra sede proprio per Lusernetta. Avremo un campo dove appunto continueremo ad addestrare i nostri cani e in più potremo dare anche consulenze a chi sta fuori, quindi al pubblico, alle persone che sono interessate ad avere comunque informazioni riguardo alla gestione del cane oppure informazioni riguardo a quello che può fare il NOSE. Con l'occasione rinnoviamo l'invito a chi volesse appunto diventare uno dei nostri volontari, un nostro simpatizzante, a contattarci e daremo ulteriori informazioni.